È una giornata particolare, è una giornata anche molto importante perché riapre il locale Trepanoce, che è fiore all'occhiello della città di Conegliano. Qui abbiamo il nostro sindaco. Beh, innanzitutto ciao Bruno, fa piacere rivederti. Devo dire che il locale Trepanoce mancava a te, mancava a me, mancava alla città di Conegliano, anche perché è stato sempre un punto di riferimento, anche antesignano se vogliamo, rispetto a tutto quello che è stata la promozione del territorio che viviamo ora, perché Armando per tutti noi è stato un punto di riferimento, lo è stato per la cucina locale e nazionale, e devo dire che oggi avere lui e avere Piccin qui che prende le redini assieme a Armando di questa nuova situazione è una cosa meravigliosa per la città. Ci auguriamo tutto il bene per lui, perché il bene per lui e per i Trepanoce vuol dire anche bene per il territorio. Rivalutare, rilanciare questa struttura vuol dire dare corpo a quello che è il marketing territoriale, dare corpo a quello che noi vogliamo per il nostro territorio, locali di eccellenza che portino avanti tutto quello che è il nostro territorio e le nostre tradizioni, perché noi viviamo di grandi cibi oltre che di grandi vini. Diciamo il grande coraggio di un imprenditore. Oggi fare impresa è difficile, perciò diamo atto a Simone Piccin di avere avuto un grande coraggio per prendersi questo grande impegno. Sì, devo dire che conosciamo tutti la storia di Simone, per cui è uno che ha una grandissima capacità anche da un punto di vista di quello che è il mercato della ricettività e anche il mercato dei ristoranti. Penso proprio che sia la persona adatta in questo momento per rilevare sia come età sia come esperienza, per cui gli auguro veramente di fare il meglio qui, e con Armando alle spalle non può che essere una bellissima avventura. Claudia Brugioni, ciao Claudia, ciao. Come va? Ciao, Bene? Bruno. Bene. Ci troviamo in un posto straordinario oggi, in un momento straordinario per la grande forza e coraggio di Simone Piccin, che ha preso in mano le sorti delle Trepanoce. Bene questo, bene anche per la città. Bene, davvero un plauso a Piccin, perché in un momento storico come questo fa rivivere un posto che è assolutamente incantevole. Per la nostra città è un fiore all'occhiello, il posto, la tradizione, come dicevo a Simone, il buon mangiare e anche il fatto di sentirsi a casa, perché questo è un locale dove siamo sempre tutti venuti con la convinzione di essere a casa, siamo coccolati e siamo sempre stati. Poi c'è dietro anche qualcuno che può trasmettere delle ricette di una tradizione importante con i prodotti del nostro territorio, e poi è un posto che ha una cornice stupenda, perché noi diciamo sempre Conegliano è bella come città, però è bella anche la cornice di Conegliano con queste colline fantastiche. E io ho detto ad Armando che lo ringrazio, perché si vede negli occhi la gioia di una persona che vede rivivere il suo locale e di una persona che vuole continuare a trasmettere il suo bagaglio culturale, il bagaglio anche della cultura, della buona cucina e del buon prodotto. Per cui dobbiamo essere grati ad Armando e a Simone, perché questo è un momento davvero importante per noi e li ringraziamo col cuore. Grazie all'assessore Claudia Brugioni, speriamo di vederci a tavola qui presto. Allora. Senz'altro mangeremo assieme, Bruno.